15 secondi al via alla sesta corsa, premio Club Gentleman Toscana, 5-6 anni non vincitori di 25.000 euro. Corsa equilibrata, favorito Cienfuegos Laumar con Antonio Vitiello nei confronti di Caracas Spav Leonardo Vastano, i due più o meno alla stessa quota. Terza forza del campo, Comandante V su Kamchuk SM e Beatrice Grad. Autostart in movimento, 1 Comandante V, Otello Zorzetto, 2 Blera, Massimo Bressan, 3 Kamchuk SM, Filippo Monti, 4 Caracas Spav, Leonardo Vastano, 5 Coriolano Pell, Paolo Mazzieri, 6 Briscola Matley per Giuseppe Colantonio, 7 Cienfuegos Laumar, Antonio Vitiello, 8 Beatrice Grad, Matteo Zaccherini, 9 Beethoven Griff, Vincenzo Vitaliano. Autostart che accelera, tutti molto bene a rete e si parte con la velocità da parte di Coriolano Pella che cerca di scavalcare tutti, ma rientra Kamchuk SM e anche Caracas Pav. Numero 9 Beethoven Griff Caracas squalificato Pav all'esterno, poi Coriolano Pella che si mette alla corda, invece Caracas Pav va dritto su Kamchuk SM. Passano i primi 200 metri di corsa in 14. Si ripete la corsa di prima con Filippo Monti al comando, Vastano dritto al largo. Non concede strada neanche questa volta Filippo Monti, rimane secondo alla corda Coriolano Pelle, gli 800 se ne vanno in 28,3, esattamente come prima. Quarta posizione per Blera, poi Comandante V, quindi Cienfuegos Laumar. Continuano i due duellanti dopo 500 metri, con Kamchuk SM in vantaggio al largo, Caracas Spav, i 600 in 43,7, poi Coriolano Pell, quindi Blera, Comandante V che anticipa Cienfuegos Laumar e Beatrice Grad. Passaggio davanti alle tribune con Kamchuk SM che continua a guidare nei confronti dell'attaccante Caracas Spav, poi Coriolano Pell 29,9, il secondo parziale 58,2 per la metà gara, con Kamchuk ancora in vantaggio, Coriolano secondo sotto, Blera che va in seconda pariglia alle spalle di Caracas Spav. Il primo chilometro se ne va in 1.14,2, c'è la mossa dall'ultima posizione di Cienfuegos Laumar che trova sulla sua strada l'anticipo di Blera, deve andare numero in quarta corsia 1 Cienfuegos. Comandante V Intanto continuano a duellare Kamchuk SM e Caracas Spav all'avanguardia, Coriolano Pella allo steccato, c'è 15,2 anche di là, 1.29,4 i tre quarti di miglio, Kamchuk SM in vantaggio nei confronti di Caracas Spav. A centropista prova a inserirsi Cienfuegos Laumar che fa fatica a trovare la pedalata giusta, la piegata conclusiva passata da Kamchuk SM in 15,3. Caracas Pav che prova a ricaricare le pile e riandare di dentro, in vantaggio Kamchuk nei confronti di Caracas, contro tutto e tutti Kamchuk SM e Filippo Monti vincono nettamente nei confronti di Caracas Pav e Cienfuegos Laumar. 31 da arrivare, 1.14,7 ragguaglio cronometrico per la prestazione super di Kamchuk SM. Sandro Miraglia perfetto a consegnare un cavallo al 100% nelle mani di Filippo Monti, i colori di Andrea Artioli alla proprietà per la vittoria di Kamchuk SM.